Nora può ritenersi la città più antica fondata in Sardegna e ciò parrebbe confermato anche dalla stele fenicia ritrovata in loco, dove è menzionato per la prima volta il nome della Sardegna, datata tra l'XI e l'VIII secolo a.C. Fin dall'età fenicia, Nora fu un importante centro commerciale nelle rotte del Mediterraneo e lo testimoniano i suoi 3 porti attualmente sommersi, ma la città prosperò anche con i cartaginesi ed i romani. Durante il periodo punico, Nora ebbe una notevole rilevanza fra le città della costa meridionale dell'isola, superiore anche a Cagliari. Agli inizi della dominazione romana, iniziata nel 238 a.C., la città è la sede del governatorato. Anche in epoca imperiale, quando la sede del potere è stabilita a Cagliari, i miliari indicano Nora come il Caput Vie, la strada che percorreva la costa sud-occidentale dell'isola. Nora era il municipium. Questo è il tempio di Tanit. Certamente questa zona era già abitata in epoca nuragica. Infatti nelle fondamenta di questo tempio fenicio sono stati ritrovati conci e ceramiche di fattura nuragica. La dea Tanit è una delle varie manifestazioni del dio Baal e veniva rappresentata con un triangolo sormontato da una sfera. Presso il tempio è stata ritrovata una piccola piramide in pietra che ci fa pensare facesse parte dell'effigie della dea. Sono visibili molte testimonianze dell'epoca fiorente romana: tempio, teatro, foro e ad alcune case patrizie. Il foro romano. Il foro era la piazza principale della città. In essi venivano praticati gli scambi commerciali e la gente si incontrava per discutere. Nel primo ambiente del tempio si riunivano i fedeli. Nella parte interna era situata una cella, stanza in cui avevano accesso solo i sacerdoti e che era destinata alla conservazione di oggetti sacri. Il teatro romano, dall'acustica perfetta. Guardate, il mosaico è ancora in ottime condizioni. 2 reperti contribuiscono a precisare la data di costruzione di questo teatro. Il primo è una moneta con l'effigie dell'imperatore Adriano, coniata nel II secolo d.C., ritrovata nella muratura dell'edificio. Il secondo è una delle giare poste sotto la scena, su cui è ancora leggibile il marchio del fabbricante, un liberto dell'imperatore Diocleziano che visse anch'egli nel II secolo d.C. Queste erano le terme a mare. La particolarità di queste terme è che l'acqua giungeva alle vasche da depositi sopraelevati, collegati da canali ricavati nell'intercapedine tra i doppi muri. Queste invece sono le terme centrali. Guardate il mosaico del pavimento del frigidarium. Le fondazioni e una parte del pavimento risalgono al III secolo d.C. L'edificio era circondato dal peristylium, il porticato a colonne che comprendeva il ninfeo, giardino dedicato alle ninfe. Questa la riconoscerete, è la più famosa, è definita la casa dall'atrio tetrastilo perché l'ingresso aveva 4 colonne. Le colonne furono riedificate durante gli scavi, ma non furono innalzate nello stesso luogo in cui sorgevano originariamente. Il Tempio di Esculapio.
Esculapio era il dio della medicina. Nel tempio vi erano anche 4 piccole stanze, forse destinate ai pellegrini ed agli ammalati che trascorrevano la notte nel tempio. Nella grande stanza si riunivano i fedeli, da questa si accede alla cella riservata ai sacerdoti. I Vandali, che fra il 456 e il 466 d.C. occuparono la Sardegna, provocarono il rapido decadere di Nora, che proprio dai traffici marini riceveva la sua principale economia. Nel VII secolo l'anonimo Ravennate parla ormai di Nora Presidium, Nora fortezza dunque, non più centro urbano.